E adesso c'è un uomo di 75 anni che ha un'unica figlia che vive ad Arezzo, che ha una gamba rotta. Pensieri e parole di Silvia Cingano. Al telefono la voce serena ma determinata. La figlia dell'anziano picchiato in pieno giorno da un balordo ungherese di 25 anni in piazza del Mercato Nuovo a Vicenza oggi racconta la tempesta di sentimenti che ha nel cuore. Ma nessuna rivalsa, non c'è spazio per i cattivi pensieri verso l'aggressore. Non siamo arrabbiati, cioè non sono arrabbiata. Spero che si rimetta a posto anche lui, spero che non faccia altri casini del genere con nessun altro, spero che non succeda a nessuno una roba così. Io credo sarebbe un brutto esempio perché è veramente è stata una cosa molto violenta e credo sia un brutto esempio magari lasciar correre. Poi che vada in prigione o che vada a fare dei servizi sociali o assistito da una psicologa, a me quelli sono affari suoi e sua vita, sue cose, quello che la giustizia riterrà più utile. Spero che gli cambi un pochettino la vita e che non lo faccia più, perché qua mio papà ha rischiato di morire. In un mondo insensibile, indifferente, in cui di fronte a chi è in difficoltà molti, troppi si girano dall'altra parte, Vittorio Cingano ha avuto il coraggio di sfidare il pericolo, una reazione violenta, spropositata, vigliacca come quella che poi ha subito per aiutare la ragazza con cui l'aggressore stava litigando furiosamente. Per questo noi di Rete Veneta con il direttore Luigi Bacialli lanciamo la proposta di insignire con una medaglia d'oro al valore civile il coraggioso Vittorio Cingano. Direi che è bellissimo, a far bene si fa bene, non so come dire, magari questo gesto qua creerà un altro bel gesto da un'altra parte e così è una reazione a catena meravigliosa. Noto che alcuni invece cercano di creare la reazione a catena invece di rabbia, di antipatie, di odio, questo no. Quindi sì, se può essere onorevole il fatto di innescare una reazione a catena positiva, meraviglioso.